E amici di Bella Sicilia, guardate dove siamo oggi. Vi portiamo in un antico borgo siciliano per farvi vivere l'atmosfera del Natale con i sapori e con antichi mestieri di una volta. Fateci sapere da dove siete collegati e guardate qui cosa bolle in pentola. Marica, ma cosa abbiamo qui? Cosa stiamo preparando? A parte il tanto fumo, la fagiolata. La fagiolata come una volta, la ricetta delle nostre nonne, sì, ecco. Sì, la ricetta delle nonne. Con il fuoco a legna. Sì, esattamente, fuoco a legna. Sta cucinando già dalle 2:30 circa, in modo lento. Così come facevano i nostri nonni. Esattamente. Ecco, facciamo vedere, quindi vediamo. Aspetta un attimo. Guardate. In mezzo abbiamo anche le gotiche di maiale, la cremina che sta cucinando in modo lento. Quindi ingredienti abbiamo i fagioli, I fagioli, un po' poi di cipolla, il sedano, le cotiche di le maiale. gotiche di maiale e poi una patata che ho messo per fare bella cremosa, ecco. Ecco, tutto questo qui in questo borgo che voi state facendo rivivere. Sì, sì, 10ª edizione del Presepe Vivente, Benedetto Superiore. Ultimo giorno è il 6 gennaio. E chi volesse venire siamo qui dalle 17 alle ore 20. E poi qui c'è anche il pane cotto sulla brace, come si faceva una volta. Sì, sì, pronto per essere mangiato con il lardo e il salame. Quindi questi sono i piatti semplici ma genuini e anche soprattutto molto apprezzati. I piatti di una volta. I piatti di una volta qui in questo borgo. Una bellissima iniziativa che coinvolge tantissime persone. Tante persone, un centinaio, anzi oggi ne mancano un pochettino perché per questa influenza che c'è in giro E siamo poi- un pochettino... E poi è Capodanno, quindi dai, facciamo gli auguri allora a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Voi fateci sapere da dove ci guardate. C'è Miki dall'Olanda, che bello. Ecco, dall'Olanda. Grazie, tanti auguri dalla Sicilia e da Benedetto Superiore. Ecco, bene, vi mostriamo velocemente qualche altro angolo. Guardate qui, qui abbiamo il macellaio. Ecco, accompagniamo il pane abbrustolito, quindi con che cosa? Con il salame? Abbiamo del salame di suino e poi abbiamo del lardo, sempre di suino, conservato sotto sale, accompagnato da un po' di pepe nero. Sapori di una volta. Ciao intanto a chi ci scrive dalla Romania. Qui abbiamo il mercato di una volta, guardate che bello. E poi le ricamatrici. E anche qui l'angolo delle stiratrici con il ferro di una volta che andava col carbone. Qui la conca, guardate che bello. Salve, quindi qui state stirando. Sì, siamo le stiratrici con i ferri a carbone, un po' pesanti, però erano così. Buona. Le nostre nonne erano forzute. C'era tanta fatica, Tanta fatica, sì, tanto impegno. tanto impegno. Complimenti e tantissimi auguri. Grazie a voi. E allora noi andiamo a vedere qualche altro angolo. Restate con noi, intanto fateci sapere da dove ci state seguendo. Ciao Carlos, buon 2024 anche a te. E con noi di Bella Sicilia non ci fermiamo nemmeno a Capodanno. Salve! Abbiamo sentito un buon profumo. Esatto. E allora qui cosa abbiamo? Abbiamo i fagioli che vengono cotti come ha visto fuori nel sul fuoco direttamente, fagioli con cotica, accompagnati con i crostini di pane. Avete organizzato questa iniziativa perché volete far rivivere questo borgo, un borgo molto carino, grazioso, che abbiamo scoperto anche grazie a voi in occasione della festa della vendemmia, però la vostra associazione porta avanti tanti eventi, tra questi anche il Presepe Vivente. Presepe Vivente, sì, siamo arrivati quest'anno alla 10ª edizione ed è sempre un'emozione particolare perché la gente vediamo che è contenta e soddisfatta di vedere antichi mestieri. Avete messo in vita questi catoi che una volta erano molto utilizzati, adesso negli ultimi decenni sicuramente sono stati un po' abbandonati. Infatti vengono usati come deposito, invece noi
e con tanta fatica e lavoro l'abbiamo riportato a quello che era l'origine. E allora, Ecco qui. chi viene qui può gustare anche i sapori di una volta, tra questi la fagiolata. Allora ci salutano dall'Olanda, dall'Argentina. Angelo ci chiede dove siamo. E allora Siamo a ricordiamo. Venetico Superiore, un piccolo borgo di 200 abitanti che appunto cerchiamo di valorizzare il più possibile con queste iniziative particolari che l'associazione Venetico per Tutti porta avanti. Ci saluta anche Isabel dal Brasile. Magari li aspettiamo tutti questi amici qui in questo borgo anche nel periodo primaverile, perché sappiamo che state lavorando anche per la festa di primavera. Grazie. E allora noi andiamo a scoprire altri angoli di questo presepe vivente. E qui c'è la zampogna che porta l'atmosfera natalizia qui in questo presepe. Ciao Alessandro dalla provincia di Palermo, Isola delle Femmine. Speriamo di poter visitare anche il tuo comune. Facci contattare magari da qualche associazione oppure dall'amministrazione comunale. Ciao Natalia che ci saluta, o Natalia che ci saluta da Roma. Noi entriamo qui nella locanda perché guardate, qui abbiamo altri sapori e poi abbiamo il braciere. Salve, qui abbiamo il braciere, la conca, che non serve semplicemente per riscaldarci, ma serve anche per preparare qualche delizia, così come una volta, vero? Cuciniamo qui il pane con i pomodorini arrostiti. Allora, pane con pomodorini arrostiti, quindi si mettono i pomodorini direttamente sulla brace. Sulla griglia, no? Sulla griglia. Poi prendiamo il pane, se ce lo tagliano. Perché qui vediamo il pane con l'olio e poi i pomodorini per condire il pane abbrustolito. Sapori di una volta, sapori semplici, genuini, vero? Assolutamente sì, tutto. E questi sono alcuni dei momenti che si possono vivere qui in questo borgo situato a pochi chilometri dalla città di Messina. Guardate che panorama da qui. Visitatori incantati da queste scene. E qui c'è Erode. Un salto nel passato, quindi grazie al presepe vivente, ma vediamo se riusciamo anche a mostrarvi la natività. Voi restate con noi, continuate a scriverci da dove ci guardate. Così dice il Signore, una voce si ode dal ramo, lamento e pianto amaro. Ciao Giuseppe. Rachele piange i suoi figli, rifiuta d'essere consolata. Qui abbiamo la natività e c'è pure l'asinello. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Già in dentro.